Siamo giunti alla 20ª edizione di questo che ormai è un evento clou della città di Jesolo, un evento ormai a rilevanza nazionale. Con la sabbia, che è la nostra materia prima, cerchiamo di trasmettere il messaggio della natività, quindi dell'uomo più importante della storia, che è nato nel posto più umile che ci possa essere. Inaugurato il maestoso presepe di sabbia St. Nativity, che sorge quest'anno nella nuova location di Piazza Brescia a Jesolo. Tema principale di questa 20ª edizione, le 10 sculture di pace realizzate dalle abili mani di 14 scultori professionisti, tra cui 2 nativi di Russia e Ucraina. La parte di preparazione dei blocchi di sabbia, la parte decorativa a seguito per aprire al pubblico, più o meno ci vuole un mese, diciamo, appunto di lavoro intenso di un gruppo che ormai è coeso e da anni, appunto, migliorando sempre con il tempo, porta a conclusione questo grande evento. L'inaugurazione è stata fatta alla presenza del patriarca di Venezia Francesco Moraglia, del vescovo ausiliare di Kiev, delle autorità locali e dei moltissimi che hanno deciso di partecipare ad un evento straordinario che vede il presepe posizionarsi tra i più conosciuti in Italia. Durante il suo intervento il patriarca Moraglia ha dato lettura di un messaggio di Papa Francesco, il quale si auspica che quest'anno favorisca la riflessione sull'unità e la fratellanza dei popoli. Un modo per comunicare al mondo messaggi importanti come quello che cerchiamo di comunicare quest'anno, è il messaggio della pace, che mai come in questo momento direi è un messaggio che deve essere diffuso il più possibile. La vita è più forte della morte. Sono convinto che anche questo piccolo ma significativo gesto che parte da Jesolo contribuirà a fare in modo che la nostra commozione diventi anche una solidarietà vissuta. Siamo molto grati al Santo Padre per ogni volta che menziona il nostro paese e chiede di pregare per noi.